grazie ai colleghi dell'Università di Udine per l'invito. Per me è una specie di ritorno, nel senso che, come il professor Vianello sa, la mia carriera accademica è iniziata molti, insomma, più anni fa di quanti mi faccia piacere ora ricordare, a Udine, quando ero un giovane ricercatore. Poi sono andato un po' in giro. Però qui ho avuto e ho incontrato tanti buoni amici e ne ho un ricordo molto piacevole, molto dolce. Allora, assumo che non ci siano specialisti dello studio del cervello e della cognizione degli animali tra il pubblico, e quindi io cercherò questa sera di darvi e di convogliarvi delle idee generali sul senso del lavoro che noi facciamo. E volevo iniziare menzionandovi un problema particolare che a chi come me va a fare le conferenze in giro per il mondo sull'intelligenza degli animali, ed è che alla fine della conferenza, di solito alla fine, piuttosto che immediatamente dopo, ci sono tra il pubblico persone che mi vogliono raccontare gli aneddoti personali e le prodezze dei loro beniamini, dei loro animali domestici. E questa è una cosa ovviamente comprensibile. Meno volentieri mi raccontano, ma qualche volta lo fanno, con un po' di imbarazzo, tutte quelle circostanze in cui i loro beniamini non hanno dato buona prova di sé, cioè i casi in cui gli animali si comportano un poco stupidamente. E questi sono casi noti, li conoscete un po' tutti, sono dei classici: il cagnolino che tiene un bastone in bocca in posizione orizzontale e che quindi non riesce, a passare nel vano tra una porta e una parete, basterebbe girare un po' il capo. Oppure, sempre per parlare di cani, il cagnetto pieno di entusiasmo ma legato al guinzaglio, che corre attorno ad un paletto e poi si ritrova quasi strozzato e incapace di tornare indietro, di svolgere, diciamo così, il guinzaglio. In tutti questi casi i proprietari di animali sono colpiti e imbarazzati da un fatto, e cioè che dopo un po' il cane cessa ogni tentativo di risolvere il problema, per rivolgersi invece con occhi supplichevoli al padrone, come a dire: beh, mi togli dai guai, me lo risolvi tu il problema? Al che il proprietario del cane, come dire, prova un senso di irritazione, perché dice: non soltanto non è tanto intelligente, ma, come dire, come a volte dicono gli insegnanti dei nostri ragazzi, non si applica, no? Non prova neanche a risolvere il problema. In realtà questo tipo di dato, e in generale tutte le circostanze in cui gli animali, ma anche gli esseri umani, incontrano delle difficoltà, possono essere più interessanti dei casi in cui i problemi vengono risolti, e possono dirci qualche cosa di importante sulla natura delle menti degli animali. Per esempio, il fatto che i cani si rivolgano, per così dire, al padrone perché gli risolva il problema, perché gli tolga le castagne dal fuoco, ci dice che la natura della loro intelligenza è una natura profondamente sociale. E questo vuol dire che in alcune circostanze la natura sociale dell'intelligenza può produrre delle difficoltà nella soluzione di problemi, e in altre circostanze può rendere molto facile risolvere un problema. Ce ne siamo resi conto in anni recenti con un test molto semplice, che è stato molto indagato dai miei colleghi, che consiste in questo: voi prendete dei contenitori opachi e li mettete davanti a degli animali e confrontate, per esempio, le prestazioni degli scimpanzé e dei cani. Voi sapete, gli scimpanzé hanno questa fama di essere, perché sono filogeneticamente affini alla nostra specie, molto intelligenti. E spesso si sottolinea il fatto che più del 90% dei geni è in comune tra uomo e scimpanzé. La qualcosa è totalmente irrilevante, come voi potete capire. Noi abbiamo il 40% dei geni in comune con le banane, e allora? È chiaro che quel tot di differenza che c'è deve fare una grande differenza, perché di fatto gli uomini e gli scimpanzé sono diversi. Però vediamo come se la cavano in questo semplice test. Il test consiste nel
mettere in uno dei contenitori del cibo, ma l'animale non deve scoprire da solo dov'è il cibo o un qualche tipo di bontà, perché glielo indica il proprietario e glielo indica con un gesto, per esempio facendo così con il dito, quello che in inglese si chiama pointing, i linguisti lo chiamano gesto deittico. Niente di più facile apparentemente, eppure sorprendentemente gli scimpanzé, con i loro grandi cervelli, con le loro supposte sofisticate capacità, hanno bisogno di un sacco di tempo per imparare a risolvere questo semplice problema, per capire che il contenitore giusto è quello che tu gli indichi con il dito. I cani invece, se siete proprietari di un cane, lo intuite o provate a farlo da voi, non hanno neanche bisogno in realtà di un gesto come il pointing, è sufficiente che voi guardiate il contenitore giusto, perché i cani sono estremamente sensibili alla direzione dello sguardo del loro padrone. Voi guardate nel posto giusto e il cane va lì. Come mai? Come si spiega questa differenza? Uno dice, vabbè, può darsi che nell'ambiente naturale gli scimpanzé non utilizzino gesti di questo tipo. In effetti la questione è controversa se in ambiente naturale gli scimpanzé comprendano il pointing, però sicuramente questo è vero anche per i cani, che tra l'altro non possono in alcun modo produrre nulla di analogo, a parte eventualmente i cani da punta. Prima di cercare una spiegazione per questa storia, vi volevo fare un altro esempio in cui questa volta il confronto non è tra cani e scimpanzé, ma tra gli scimpanzé e i piccoli della nostra specie, che è simile in un certo senso, cioè che mette in luce come la natura dell'intelligenza possa rendere più facile o più difficile la risoluzione di un problema. E il problema che adesso vado a mostrarvi con un semplice filmato è il seguente. C'è una scatola che nella versione originale è opaca e questa scatola può essere aperta e all'interno si trova un qualche tipo di bontà, un cioccolatino, cose simili. L'animale non deve scoprire da solo come si apre perché c'è un dimostratore, cioè c'è un essere umano che gli fa vedere una serie di azioni che si completano con l'apertura della scatola. Poi ve lo anticipo, il filmato in inglese, ma si capisce tutto benissimo, si vede come gli scimpanzé e i bambini della nostra specie mostrino capacità di imitazione. Successivamente lo stesso problema viene presentato in una forma diversa, e cioè la scatola è trasparente ed è resa trasparente perché in questo modo risulta evidente, apparente, che alcune delle azioni sono inutili dal punto di vista dell'ottenimento del premio, della ricompensa. E quindi uno si aspetterebbe che una creatura razionale eviti di fare tutte le cose inutili e vada direttamente al dunque, diciamo così. Bene, vediamo come se la cavano i piccoli delle due specie in questo compito. A key clue comes from a new experiment. Back at the University of Texas, Victoria Horner shows a chimp how to operate a puzzle box to get a treat. First she taps, then she slots. Adesso vedete c'è una sequenza, una serie di azioni che lo sperimentatore fa vedere all'animale. Next she pokes. E si conclude con questo e l'ottenimento della ricompensa, del premio. Adesso tocca allo scimpanzé. Vedete che i suoi gesti sono meno precisi naturalmente dei nostri, però se la cava piuttosto bene. The chimp copies fairly well and gets the sweet. This game we're going to play is about the special Ora veniamo alla box I nostra brought, specie, alright? questi sono bambini. There's a gummy bear. It's your turn. Che naturalmente sono degli imitatori abilissimi. Children copy the actions much as the chimps did. Oh, you got him. All right, there's a gummy bear. Good job.
Questa è la versione con la scatola trasparente, del tutto identica, però come potete vedere in questo caso alcune azioni sono completamente inutili ed è evidente che lo sono. Per esempio c'è una specie di soffitto che impedisce al bastoncino di andare giù. The chimps cut to the chase. Allora, cosa They fanno gli skip the needless scimpanzé? steps. For the apes, it is all about the treat. Per l'appunto sono creature razionali e vanno subito al sodo. Apes don't just mindlessly ape. Guardate invece cosa fanno i bambini. Something more about cause and effect. We found something quite surprising. The children were predisposed to copy, even when it meant that they were doing something that was really rather silly. So this seems a little like the chimps are outsmarting the kids in this particular study. There he is. You got him out. Allora, dobbiamo stupirci di questo risultato? Cioè, se guardiamo la prestazione delle due specie, uno dice, beh, qui gli scimpanzé sono più intelligenti dei bambini. Però, piano, un momento, che cos'è che sta succedendo in realtà? Un modo diverso di interpretare i risultati è quello di dire, forse per i bambini copiare in maniera precisa quello che ti ha mostrato un adulto è, come dire, più importante, costituisce di per sé un premio, un soddisfacimento che è maggiore di quello dell'ottenimento del cioccolatino. Però questo è proprio il punto, in realtà. Cioè il punto che questo esperimento dimostra è che i piccoli della nostra specie sono predisposti biologicamente all'imitazione, non possono farne a meno e quindi la natura sociale imitativa, in questo caso della loro intelligenza, li spinge ad un comportamento che in questo particolare contesto sembra essere un pochino stupido. Torniamo all'esempio dei cani che vi facevo prima. Allora uno dice, perché i cani, che si sono evoluti in un ambiente completamente diverso, che sono parenti ma non tanto stretti della nostra specie, dovrebbero essere sensibili ai segnali comunicativi della nostra specie? Capire per esempio cose come il pointing, l'indicare con un dito, oppure il movimento degli occhi, il gaze, o cose di questo tipo. Ma una possibilità è che siano sensibili a questi segnali come risultato di un processo di apprendimento. I cani vivono con noi e imparano per prove ed errori a utilizzare certi segnali perché sono indicatori potenziali, dell'ottenimento di un premio, del cibo. Beh, questo è stato controllato ed è facile da controllare. Che cosa succede se prendiamo dei cagnolini che non sono stati allevati con contatti umani e poi, quando hanno raggiunto una certa età, andiamo a vedere come se la cavano. Risultato, sono capaci di leggere i segnali comunicativi tanto quanto quelli che hanno avuto contatto con i membri della nostra specie. Quindi non è una questione di apprendimento. Allora è una questione di biologia. Sì, ma che genere di questione di biologia? Per esempio, può darsi che si tratti di una caratteristica antica che è presente nell'intero gruppo tassonomico nella famiglia dei canidi come risultato del fatto che questi prima della domesticazione erano cacciatori di gruppo, i lupi fanno così, e quindi particolarmente sensibili a cogliere segnali di natura sociale e comunicativa tra i membri della loro specie. Beh, che cosa succede se facciamo il semplice test dei contenitori che vi menzionavo prima con i lupi? Ci sono lupi ospitati oggi nei bioparchi, per esempio, lupi tra l'altro che sono stati allevati dall'uomo e che quindi a maggior ragione dovrebbero essere capaci di leggere i segnali comunicativi umani. Beh, se voi fate, come è stato fatto, i test su questi lupi, usando quel semplice esperimento che vi ho descritto, scoprite che i lupi non ci riescono, non risolvono il compito, si comportano come gli scimpanzé. Ci mettono un sacco di tempo per capire che sta roba qui vuol dire vai a quel contenitore lì. Nonostante che abbiano avuto anche lo stesso tempo per stare con gli umani che hanno avuto i cani. C'è addirittura un esperimento bellissimo che ha fatto due miei colleghi ungheresi, che consiste nel prendere un oggetto che non può essere aperto, ma che all'interno ha qualche cosa di buonissimo e che emana un odore piacevolissimo. Però non c'è modo di aprire questa palla.
Cosa fanno i cani e i lupi quando li confrontate in un esperimento di questo tipo? Beh, i cani fanno quello che vi ho raccontato prima, provano a risolvere, si sforzano, ne fanno di tutti i colori, poi alla fine, distrutti, si mettono lì, cessano ogni tentativo e guardano il proprietario, guardano il loro padrone. Apprimela tu. I lupi fanno la stessa cosa, cercano, eccetera, e poi a un certo momento smettono ogni tentativo e basta. Non c'è mai un momento in cui il lupo, anche se è stato allevato da esseri umani, guarda in faccia il padrone come a dirgli risolvimi il problema tu. Semplicemente non lo fanno. Questo è molto interessante perché suggerisce, dal punto di vista biologico, che questa capacità di leggere i segnali comunicativi è in realtà apparsa molto recentemente, cioè è il risultato del processo di domesticazione. I cani, per quel che ne sappiamo, si sono separati dai lupi grigi, da cui derivano circa 15.000 anni fa. Quindi in questo lasso di tempo hanno modificato il loro cervello, l'hanno fatto diventare in qualche modo un cervello sociale con le caratteristiche che vi ho appena descritto. Come è avvenuto questo e come facciamo a essere sicuri che è accaduta questa cosa qua? Non c'era nessuno 15.000 anni fa lì per vedere che cosa facevano i cani durante la domesticazione, ma siamo quasi sicuri che questa storia è vera grazie ad uno straordinario esperimento che è stato condotto e di cui si sapeva nulla fino a pochi anni fa, perché è stato condotto da dei ricercatori russi, anzi sovietici per la verità, è iniziato nel 1959. E questo ricercatore era un genetista e all'epoca i genetisti non godevano, se erano mendeliani, di buona fama. In Unione Sovietica Lysenko aveva, messo in prigione o peggio i genetisti mendeliani, e questo studioso nello specifico era stato spedito in Siberia, quella che oggi è la città della scienza, Novosibirsk, e lì gli era stato affidato il compito di occuparsi della genetica degli animali da pelliccia e in questa stazione di ricerca c'erano delle volpi e lui ha iniziato una procedura di selezione artificiale, come si dice tecnicamente, che è quel tipo di cosa che fanno normalmente gli allevatori, molto semplice. Voi sapete che tutti gli animali selvatici hanno paura dell'uomo e manifestano delle risposte aggressive che possono essere di grado via via più elevato a seconda della distanza a cui vi ponete. Però naturalmente nelle popolazioni biologiche c'è variabilità, alcuni animali sono aggressivi e altri lo sono meno. Allora, tutte le primavere questo studioso faceva un semplice esperimento di questo tipo, andava a vedere le gabbiette delle volpi e selezionava sistematicamente quelle meno aggressive, cioè quelle che quando lui si avvicinava tendevano un po' meno ad aggredire o ci mettevano più tempo ad aggredire, si tiravano indietro un pochino prima di cercare di morderlo e consentiva soltanto a questi animali meno aggressivi di riprodursi. Agli altri invece la riproduzione era impedita. Bene, in 12 generazioni soltanto lui ha ottenuto una straordinaria trasformazione sia nell'aspetto fisico che nel comportamento di questi animali. Ne vedete un esempio qui. L'aspetto fisico si è modificato nel senso che i tratti sono diventati, come diremmo oggi, più dolci di queste volpi, le orecchie sono diventate più morbide, la coda ha assunto una curvatura più pronunciata e il muso si è accorciato in direzione anteroposteriore, che è una caratteristica generale che segue i processi di domesticazione in tutte le specie, e in più anche il pelo è cambiato e sono comparse macchiature sul pelo che sono un altro tratto della domesticazione. Ma quello che è più interessante è che oltre a tutti questi caratteri che noi chiamiamo neotenici, cioè il mantenimento di caratteristiche infantili nell'animale adulto, queste volpi sono diventate estremamente domestiche, docili. All'avvicinarsi degli sperimentatori in laboratorio producono suoni che assomigliano all'abbaio festoso dei cani, scodinzolano come dei cani, ti leccano come dei cani, si comportano a tutti gli effetti come dei cani. Beh, quando si è saputo di questo straordinario esperimento, qualcuno è venuto l'idea: andiamo a vedere come se la cavano queste volpi qua nell'esperimento che vi ho prima descritto. Metto una serie di contenitori
opachi davanti all'animale e con un dito gli indico qual è quello giusto, oppure con la direzione dello sguardo. Le volpi selvatiche ovviamente non sanno risolvere questo compito, ma queste volpi qua, selezionate tramite selezione artificiale, sì, si comportano esattamente come i cani. Perché questa storia di cani, volpi, eccetera, è interessante e in che maniera potrebbe riguardarci? Beh, ci riguarda perché questa sì è speculazione e non abbiamo, come dire, dati diretti per sostenerla, ma è una speculazione molto ragionevole. Può darsi che questa storia riguardi anche la nostra specie, e cioè può darsi che le caratteristiche che noi possediamo, che il nostro cervello possiede di mente sociale, siano il risultato di un processo di autodomesticazione che è avvenuto nella nostra specie, qualcosa di simile a quello che è accaduto nei cani, ma in maniera un po' diversa. Immaginate qualche anno fa, i nostri antenati dell'età della pietra, che a un certo momento hanno messo in atto delle procedure selettive nei confronti dei bulli, cioè di quegli individui maschi in modo particolare che si comportavano in maniera troppo aggressiva, impedendo loro attivamente nei gruppi sociali l'accesso alla riproduzione, cioè l'accesso alle femmine. Noi sappiamo che in sole 10-12 generazioni una procedura di questo tipo, una selezione sui tratti di aggressività, è in grado di modificare il comportamento e il cervello degli individui. Modificandolo in che senso? Modificandolo nel senso non semplicemente per quel che riguarda l'aggressività, ma anche per quel che riguarda le caratteristiche cognitive. Cioè quello che è straordinario dell'esperimento dei ricercatori sovietici è che agendo su un tratto fenotipico che è l'aggressività, cioè la tendenza ad attaccare, voi modificate il cervello dell'animale anche per quello che riguarda le capacità cognitive, cioè lo trasformate in un cervello sociale, lo trasformate in un cervello, per esempio, che è capace di leggere i segnali comunicativi di altri esseri, come per esempio gli esseri umani. Questo spiegherebbe una differenza che è ben nota agli studiosi di primatologia tra noi e i nostri cugini più prossimi, per esempio gli scimpanzé. Perché gli scimpanzé in certe circostanze hanno difficoltà a risolvere problemi? E che tipo di problemi hanno difficoltà a risolvere? Beh, hanno difficoltà a risolvere i problemi in cui si richiede qualche tipo di cooperazione tra individui, per esempio tra scimpanzé. Perché? Perché gli scimpanzé sono estremamente competitivi e aggressivi nei confronti dei conspecifici, soprattutto quando è in gioco un qualche tipo di risorsa, cibo, femmine, eccetera, eccetera. Anche noi siamo competitivi naturalmente, però lo siamo un po' meno e lo siamo stati nella nostra storia evolutiva un po' meno rispetto ai nostri cugini scimpanzé. Questo, come dire, ci dà dei vantaggi, ma badate bene, ci dà anche degli svantaggi. Nel senso che cosa sia un comportamento razionale o no dipende dalle circostanze. Considerate un semplice esempio in cui gli esseri umani e gli scimpanzé si comportano in maniera molto diversa. Non so se conoscete quel giochetto che hanno inventato gli economisti che si chiama Ultimatum Game. È un gioco di questo genere, si gioca in due. C'è una certa quantità di denaro, supponiamo 100 euro, e io gioco con un altro giocatore. E il gioco consiste nel dividere la somma con un altro dicendogli te ne do X. L'altro è libero di accettare quella parte che gli do, oppure di rifiutare, però se rifiuta perdiamo tutti e due, e cioè né io né lui riceviamo niente, zero. Allora, cosa si è scoperto studiando questa cosa negli esseri umani? Si è scoperto che gli esseri umani hanno, sorpresa sorpresa, un certo elevato grado di senso di giustizia. E cioè, se vi danno 100 euro e tu dici all'altro giocatore io ti do un centesimo e mi tengo tutto il resto, l'altro giocatore si arrabbia e dice no, allora se mi dai così poco, niente, e tutti e due non prendiamo niente. Allora, questo non è quello che si aspettano gli economisti, perlomeno quelli della scuola classica, perché se voi volete massimizzare l'utile dovreste comunque accettare qualsiasi tipo di offerta. Perché comunque è qualcosa che si avvicina al pasto gratis di Keynes, no? Anche un centesimo, va bene, ma è meglio di niente, quindi accettalo. Invece no, noi gli diciamo di no e siamo disposti a perdere eventualmente un centesimo o anche cifre eventualmente superiori se sentiamo che una regola sociale di equità, di giustizia viene violata. Questo, badate, è sensato, ma non è razionale nei termini della teoria economica.
Che cosa fanno gli scimpanzé se vengono sottoposti al test dell'Ultimatum Game? Beh, loro sì sono creature razionali e infatti accettano anche se gli date molto poco e quindi seguono pedissequamente le regole dell'economia classica, che è in queste circostanze un vantaggio per loro in termini di massimizzazione dell'utile, ma evidentemente non è un vantaggio in generale, perché la forza della nostra specie e le caratteristiche della nostra intelligenza sono proprio legate a questa nostra capacità peculiare e biologicamente fissata di cooperare in una certa misura, cioè di mettere il silenziatore alla competizione per fare cose assieme. Questo per quello che riguarda l'intelligenza sociale, diciamo così. Però avrete notato che durante il filmato viene menzionato il problema dell'intelligenza fisica, tecnologica, e cioè l'idea che gli animali possano comprendere qualche cosa dei meccanismi causali che sono in gioco nell'apertura della scatoletta. Questo però è un problema complicato e difficile e per illustrarvelo voglio farvi un esempio. Questo è un test che ha inventato una mia collega molto brava che si chiama Elisabetta Wieselberghi. È un test famoso, viene chiamato il test del tubo a trappola. È stato utilizzato con una varietà di specie di primati, questi sono cebi. Non so se vedete, c'è una nocciolina in questo tubo di vetro qua e l'animale deve imparare a costruire, nel caso dei cebi, e poi infilare questo bastoncino, farlo passare qui sopra questa trappola e spingere fuori la nocciolina. Quello che l'animale deve imparare è che c'è una direzione giusta in cui infilare il bastone e vi faccio vedere il problema in forma schematizzata qua. Se la nocciolina è lì, allora se voi mettete il bastone da questa parte lo spingete fuori e la recuperate, ma se infilate il bastone da questa parte spingete la nocciolina nella trappola e l'avete perduta per sempre. Allora, come se la cavano gli animali studiati fin qui? Beh, in tempi diversi, perché dipende dalla specie, eccetera, però imparano a risolvere il problema. Molti imparano a risolvere il problema. Problema. Hanno davvero capito i meccanismi causali, fisici che sono in gioco in maniera anche intuitiva, oppure in realtà hanno semplicemente imparato per prove ed errori, cioè ad associare una risposta a certi stimoli presenti nell'ambiente. Il problema, il dubbio è nato perché in una condizione di controllo in cui voi per esempio mettete la trappola girata all'insù, è evidente che a questo punto potete infilare il bastoncino da una parte o dall'altra e la cosa è del tutto indifferente, perché succede nel nostro mondo che le noccioline non vanno all'insù ma cascano solo in giù. E questa è una cosa che tutti sappiamo intuitivamente anche senza aver studiato fisica a scuola. Ma la sanno gli scimpanzé, i cebi o le scimmie? Beh, quando sono stati sottoposti a questa versione del test, dopo la prima, e cioè con la trappola rovesciata, quello che gli animali hanno fatto è stato di continuare pedissequamente a infilare il bastoncino dalla stessa parte che avevano imparato a essere quella giusta nelle prove iniziali. E allora per un po' di tempo noi siamo stati contenti e abbiamo potuto scrivere i nostri manuali di etologia e di scienza cognitiva dicendo «Ah, li abbiamo beccati». C'è una differenza fondamentale tra noi e le altre specie. Noi capiamo davvero, abbiamo capito e siamo capaci di risolvere il problema, mentre invece gli altri animali no, non hanno capito veramente, hanno solo imparato che per ottenere il premio devono infilare da una certa parte. Quando poi gli giro la trappola in su, comunque loro continuano a infilarlo da quella parte lì, perché non hanno capito niente, perché non sanno in realtà che le noccioline possono solo cascare in giù e non possono volare e cascare in su. Bene, la storia è andata avanti per un po', fino a quando un collega americano super scettico ha deciso di fare un piccolo controllo e ha detto «Ma proviamo a fare l'esperimento con la trappola inefficace rovesciata sugli studenti universitari, anziché sugli scimpanzé o sui cebi». Allora ridete perché già immaginate quali sono stati i risultati. Ebbene sì, gli studenti universitari si comportano come gli scimpanzé e come le scimmie, e cioè
perseverano, continuano a utilizzare la strategia che hanno imparato a essere quella giusta. Ma anche qui, come nel caso dei bambini imitatori, dovremmo davvero sorprenderci? Perché considerate il contesto in cui, immaginate di essere voi soggetti dell'esperimento, vi portano in un laboratorio e già lì siete sospettosi, cosa vogliono da me, cosa stanno facendo, eccetera. Avete imparato qual è il modo giusto per far uscire la nocciolina. A questo punto vi cambiano le regole. Voi lo sapete benissimo che le noccioline cascano in giù e che a questo punto la trappola è inefficace, però vi costa niente in realtà mantenere la stessa strategia. Perché? Perché siete prudenti e dite non si sa mai, qua chissà cosa c'è sotto, continuo a fare così. Allora, questo può sembrare, come dire, una cosa irragionevole da un certo punto di vista, però è esattamente quello che consigliano gli esperti di risoluzione di problemi veri, dei problemi che si incontrano nei contesti, come dire, quotidiani. Considerate per esempio il problema di un guasto in un oggetto complesso, estremamente complesso, come può essere un aeroplano. Allora, ci sono due modi in generale per risolvere questo tipo di problemi. Il primo modo è quello che Daniel Dennett chiamerebbe bright, brillante, e cioè ricavare dalla struttura dei sintomi, cioè cos'è che c'è che non va, una diagnosi plausibile, ragionando inferenzialmente e logicamente. Il rumore fa questo rumore qua, non funziona sta roba qua, il guasto potrebbe essere là. Se ci azzeccate potreste essere molto veloci a risolvere il problema, però il rischio di sbagliarvi è molto molto elevato. Se chiedete agli ingegneri che costruiscono gli aeroplani qual è il modo giusto di procedere in questi casi, voi sapete gli ingegneri hanno questa fama di essere un po' ottusi, poverini, no? Allora dicono, no, c'è il manuale. C'è il manuale di istruzione assieme all'aereo, al computer, eccetera, eccetera. E il manuale prevede una serie di test di routine da fare nel caso in cui le cose non funzionano. È forza bruta, ci metterete un sacco di tempo, però siete garantiti che se voi fate i test di routine capite dove è il guasto. E questo è il metodo consigliabile in generale, e hanno ragione gli ingegneri, perché in realtà ragionano, per così dire, nello stesso modo in cui ha ragionato e ragiona la selezione naturale, sulla base di un principio semplicissimo: meglio essere prudenti piuttosto che essere morti. Questo naturalmente ci lascia con l'amaro in bocca per quel che riguarda la domanda, e cioè allora gli altri animali capiscono o non capiscono questi problemi? Capiscono in maniera intuitiva, per esempio, la fisica oppure non la capiscono? Cosa intendo per capire la fisica? Intendo quel genere di conoscenza intuitiva e immediata che, come vi dicevo prima, non acquisite a scuola, ma che avete subito, che hanno i bambini a pochi mesi d'età. Quella che ti fa dire, per esempio, che se io avvicino la mano a questo oggetto, questo bicchiere, mi aspetto che lui offra resistenza. Sarei molto sorpreso se la mano penetrasse dentro. Perché tipicamente gli oggetti solidi nel mondo non sono penetrabili. E se lo urto mi aspetto che si sposti, e se lo appoggio su un piano qua mi aspetto che rimanga su, ma se lo sposto e la metto in questa posizione e lascio con la mano, mi aspetto che cade giù. Tutte queste aspettative non sono legate al fatto che noi abbiamo fatto un po' di fisica a scuola, newtoniana o che fosse, sono qualche cosa con cui gli esseri umani nascono, e lo sappiamo da una serie di esperimenti che sono stati condotti con bambini molto piccoli, in cui gli si fa vedere eventi fisici possibili, per esempio un cartoon o un filmato in cui una scatola viene mossa in quel modo lì, oppure un'altra variante impossibile in cui la stessa scatola viene mossa in questo modo qua. Il bambino guarda e qua uno si aspetta che la scatola caschi giù. Non importa saper nulla di baricentri, eccetera, si vede che la scatola non può star su. Se sta su ci deve essere un qualche tipo di trucco. E se voi misurate, lo si può fare oggi con grande precisione, la durata della fissazione, che nei neonati per esempio è una misura del grado di sorpresa, voi vedete che i bimbi a 2 mesi soltanto guardano molto più a lungo il secondo evento. È come se dicessero, porca miseria, perché non casca giù sta scatola qua? Cosa diavolo sta succedendo? Un problema interessante che rimane insoluto a questo punto è da dove deriva questa sapienza che sembrano avere sugli oggetti fisici e le loro caratteristiche gli organismi in tenera età.
Allora, qui è dove per esempio i modelli animali diventano utili, no? Perché le mamme e i bambini non ce li danno per i nostri esperimenti, cioè fino a un certo punto, insomma, perché a noi ci piacerebbe una condizione in cui il bimbo non ha mai avuto esperienza alcuna per andare a vedere che cosa sa quando è una tabula rasa o qualche cosa di somigliante. Questo esperimento non si può fare con i neonati della nostra specie, però si può fare in certe condizioni con certi modelli animali. Per esempio, considerate questo semplice esperimento che vi descrivo con un po' di dettaglio, scusatemi se sono pedante, ma per capire la logica, diciamo così, di quel che facciamo, come viene fatto per davvero un esperimento. Allora, immaginate di prendere dei pulcini e di imprintarli su un oggetto artificiale. Voi sapete, l'imprinting è quel fenomeno per cui i piccoli delle specie precoci, appena usciti dall'uovo, si fissano sul primo oggetto che vedono e lo trattano come partner sociale, come la mamma. Questa per loro è la mamma. Allora il pulcino è confinato in una specie di scatoletta trasparente e vede la mamma che si muove, si sposta e va a nascondersi dietro l'uno o l'altro di due contenitori opachi, e inclinati di 45 gradi, ma non può vedere dietro quale dei due perché uno schermo opaco è posto di fronte. Non solo, a questo punto io modifico l'inclinazione dei due schermi. Perché la modifico? Perché in questo modo, data la grandezza dell'oggetto, c'è spazio abbastanza per la mamma per essere nascosta qua dietro, ma non c'è spazio a sufficienza, non c'è lì dietro. Perché? Perché è un principio fondamentale della meccanica, questa che lo spazio occupato da un oggetto fisico non può essere impunemente sottratto a quell'oggetto. L'unico modo per sottrarlo è o che questo può essere compresso, schiacciato, oppure che lo fate sparire magicamente. È appunto il genere di trucchi che usano i prestidigitatori e che producono sorpresa, perché violano delle aspettative. Allora, cosa farà il pulcino in questo caso? Quello che fa è di scegliere lo schermo giusto, diciamo così, cioè vanno preferenzialmente a cercare dietro lo schermo che è più alto, più vicino alla verticale, per intenderci. Uno dice, vabbè, ma siamo sicuri che sia così, perché può darsi che a loro piacciono gli schermi che stanno in alto, che sono più prossimi alla posizione verticale in generale. Facciamo un esperimento di controllo, nella scienza si fa così. Tutto uguale a prima, però questa volta prendo una mamma piccola, più piccola, e ripeto l'esperimento con un altro gruppo di animali. È tutto identico, però questa volta c'è una differenza fondamentale, che siccome la mamma è più piccina, c'è spazio dietro sia l'uno che l'altro dei due schermi. Quindi se il pulcino ha una preferenza per gli schermi più alti in generale, dovrà scegliere sempre lo stesso, mentre invece se è capace di mettere assieme la grandezza dell'oggetto con le proprietà fisiche dell'occlusione, della meccanica di base, risponderà a caso. E questo è esattamente quello che succede. In questo caso l'animale sceglie a caso. Vi ho descritto questo per farvi giusto un esempio e per illustrarvi una serie di esperimenti che seguono, diciamo, questo principio generale e che adesso vi faccio vedere con un breve filmato. L'idea è questa. Il pulcino riconosce che quella è una mamma e la mamma va a sparire dietro uno o l'altro di due schermi, ma gruppi diversi di pulcini vengono allevati con mamme che hanno caratteristiche fisiche diverse, per esempio mamme magroline oppure più grassottelle, e poi vengono sottoposti a test in cui gli schermi hanno caratteristiche fisiche differenti e inclinazioni differenti. Scusate un esempio, questa è una mamma magrina che va a sparire dietro l'uno o l'altro di due schermi. E poi l'animale ha la possibilità di scegliere tra uno schermo alto e uno schermo basso. Dov'è la mamma? Non può essere qui, no? Perché si vedrebbe. È una proprietà basilare dell'occlusione il fatto che sarebbe visibile. Oppure questa volta la mamma non è particolarmente alta, però è un po' cicciottella. E questa volta i due schermi hanno larghezza differente. La mamma non può essere qui, perché la vedrei, spunterebbe fuori. Deve per forza essere qui. Allora, queste sono sapienze facili in un certo senso, no? Non sarete tanto sorpresi, come dire, non ci vuole tanta intelligenza, ma in realtà, se ci pensate bene, ci vuole dell'intelligenza, della sapienza per risolvere questo tipo di problemi. E quello che è interessante è da dove viene questa sapienza, come fanno i pulcini a sapere queste cose qua. Voi sapete che per quasi tutti
i temi che hanno a che fare con la nostra conoscenza c'è una risposta spontanea, immediata, che tutti hanno in mente, che è quella che i filosofi chiamano empirista, e cioè l'idea che le conoscenze derivano dall'esperienza precedente. Per esempio, nel caso della fisica ingenua, nel caso della meccanica di base, noi interagiamo con gli oggetti del mondo e in questa maniera impariamo le loro proprietà. Fine della storia. Controlliamo se è vera questa cosa. Nel caso del pulcino, per esempio, lui effettivamente durante la mezz'ora che sta con l'oggetto di imprinting ha la possibilità di toccarlo, di giocarci, di interagire. Quindi può darsi che lui impari una proprietà come la solidità sulla base del fatto che lui può toccare questo oggetto. Ma che cosa succede se io costruisco una specie di condominio, come quello che vedete lì, in cui i pulcini vedono a una certa distanza l'oggetto, ma non possono toccarlo, non possono beccarlo, non possono interagirci in alcun modo. L'oggetto non si muove e non si vede quindi neanche che l'oggetto va a toccare altri oggetti e che quindi voi potete ricavare le sue proprietà dalla osservazione dell'interazione con altri oggetti. Che cosa succede in questi casi? Succede niente. Succede che i pulcini sono bravi tanto quanto nella condizione iniziale. E cosa significa questo? Significa, per dirlo in termini molto molto semplici, che Kant aveva ragione, e cioè che gli organismi biologici nascono con degli a priori, cioè con delle conoscenze che sono già lì nel cervello e che sono necessarie perché sia possibile l'apprendimento e l'esperienza. E quali sono queste conoscenze? Sono le conoscenze di base, per esempio, della causalità, sono le conoscenze di base delle proprietà fisiche degli oggetti, e che oggi noi possiamo dimostrare empiricamente essere già lì scritte nel cervello. E, come vi dirò tra poco, possiamo anche cercare di andare a esplorare in che modo sono scritte nel cervello. Voglio farvi due esempi di queste intuizioni kantiane. Il primo l'abbiamo visto, è relativo alle proprietà degli oggetti. Un secondo e sorprendente riguarda il numero e l'aritmetica. Voi pensate che questo tipo di capacità sia il risultato dell'apprendimento e sia il risultato di processi legati alla nostra attività di manipolazione di simboli. Ma in questi anni abbiamo capito pian piano che precedente l'attività numerica simbolica c'è una conoscenza di base della numerosità che sembra essere presente in tutti gli organismi biologici e che può essere dimostrata per esempio in creature preverbali come i neonati della nostra specie e gli animali. Per esempio nei piccoli della nostra specie si fanno esperimenti come questo. Il neonato ora vedrà a destra e a sinistra una serie di eventi che sono puntini di differente grandezza, posizione, eccetera, ma che hanno questa differenza fondamentale. A sinistra, da questa parte, si alternano due differenti numerosità con un rapporto di circa 1:2, tipo qualcosa come 10-20, e cambiano continuamente in proprietà fisica, grandezza, posizione, eccetera. Da questa parte invece non c'è alternanza per quello che riguarda la numerosità, è sempre lo stesso numero. Cambia la grandezza, cambia la posizione, ma è sempre 10, credo siano, mentre qui invece il numero cambia. Bene, i piccoli della nostra specie sono capaci di cogliere la differenza e dopo una fase iniziale in cui guardano a caso, vedete che guardano sistematicamente e gli piace molto di più da questa parte. In questo modo voi potete studiare esattamente qual è il discrimine, cioè con quali rapporti di numerosità sono capaci di cogliere la differenza e con quali non sono capaci. E lo fanno molto molto precocemente. Negli animali, usando tecniche simili, si è visto che c'è addirittura la possibilità di compiere operazioni aritmetiche senza l'uso di simboli. Quello che vi faccio vedere adesso sono esperimenti condotti con delle scimmie rhesus in cui si vedono dei puntini, anche in questo caso questi dischetti cambiano continuamente di grandezza, posizione, eccetera, e spariscono o riappaiono dietro uno schermo facendo l'equivalente di addizioni o sottrazioni. Quindi per esempio c'è uno schermo, arriva un puntino e va dietro, poi un altro gruppo di 3 puntini, 3 più 1 fa 4, dopodiché l'animale è libero di scegliere tra 4 puntini e pigiare quello, oppure per esempio 8 puntini, risposta sbagliata. Sei più 4. Scusate, 6 meno 4. 1 più 1. 1, 2 è giusto. È molto veloce, eh? 10 più 2. 10, 2, 12. Quella è la risposta giusta. 7 più 1.
7, 1, 8. Guardate, non è un'aritmetica precisa, ha delle limitazioni, data anche la velocità, e queste limitazioni per quelli più sofisticati di voi sono legati fondamentalmente alla legge di Weber. Però è vera matematica, nel senso che gli animali rispondono a una proprietà astratta che potremmo chiamare numerosità e che è indipendente dalle caratteristiche fisiche immediate degli stimoli, cioè non stanno sommando o sottraendo aree, perimetri o altre caratteristiche di questo tipo, usano la numerosità che è rappresentata nel cervello. Voi direte, vabbè, ma le scimmie sono simili a noi? Beh, no, proviamo a fare esperimenti simili a questi che vi ho descritto con i pulcini, appena nati, quindi non hanno avuto esperienza di occlusione e disocclusione degli oggetti, e l'esperimento è di questo tipo. Questa volta ci sono tante mamme e l'animale vede una mamma che sparisce dietro uno schermo e poi una seconda che sparisce dietro l'altro e poi un'altra, 2, 3, 4. A questo punto, se consentite all'animale di scegliere, lui sceglie dove ce n'è di più. E questo non è sorprendente perché ovviamente conviene andare dove ci sono più compagni, dove c'è più calore, c'è dissipazione nei pulcini piccoli di calore molto rapida. E ovviamente qui si tratta di controllare che l'animale stia usando davvero il numero, perché potrebbe aver usato la quantità di materia che c'è, no? Se modifichiamo la grandezza, per esempio, in maniera da fare 4 palline che hanno la stessa area di una pallina più grande, si può dimostrare che gli animali usano per davvero il numero, ma possiamo fare cose ancora più complicate, e cioè dopo la fase di addizione fare delle sottrazioni. Per esempio, una pallina si muove, si sposta visibilmente da uno degli schermi all'altro, 4 meno 1, e poi un'altra ancora, in questo modo qua. Quindi a questo punto, per andare dove ce ne sono di più, l'animale deve aver fatto quello che noi chiamiamo un updating, cioè aver tenuto conto della serie di addizioni e poi delle sottrazioni e andare nello schermo giusto. Voi direte, va bene, ma può darsi che sia andato qui in questo schermo, semplicemente perché questo è lo schermo dietro il quale si è visto sparire per l'ultima volta una mamma, quindi è attraente, oppure semplicemente sta nella memoria a breve termine. Facciamo un controllo, anziché sottrarne 2, sottraiamone solo 1, siamo a 4 e 1 e togliamo un oggetto. A questo punto, questo è lo schermo dietro il quale l'ultima mamma è andata a sparire, ma il numero maggiore di mamme è qua. E quindi ci aspettiamo che il pulcino scelga così. E questo è esattamente quello che succede. Adesso vi faccio vedere un esempio di questo tipo di esperimenti, giusto per darvene un'idea sommaria. O se avete tenuto a mente, ce ne sono 4 da una parte e 1 dall'altra, però adesso facciamo anche una sottrazione, dove ce n'erano 4 ne togliamo una, e vedete a questo punto che quello lì è lo schermo dietro cui è andata a sparire l'ultima mamma, però a destra ce n'è di più. E a questo punto lui è libero di scegliere, ci pensa un po' su perché la matematica è difficile. Ecco, sulla storia che la matematica sia difficile magari ci torneremo dopo, perché questo è un punto interessante. Però volevo farvi un secondo esempio che riguarda non il numero ma la geometria. Immaginate di essere collocati in una stanza rettangolare, tipo questa, completamente uniforme, non ci sono finestre, non ci sono porte, nulla, le pareti sono tutte bianche e in un angolo c'è qualcosa che vi piace tantissimo. La donna dei vostri sogni. E voi siete lì, la potete vedere, poi vi prendo, vi bendo, vi faccio girare varie volte su voi stessi, vi porto fuori dalla stanza
vi disoriento completamente dal punto di vista spaziale, poi vi faccio tornare dentro la stanza. L'oggetto dei vostri desideri non c'è più e il vostro compito, se ne siete capaci, è di trovare quale fosse l'angolo giusto. Allora, non ho tempo per interrogarvi tutti, ma vi dico che i miei studenti, quando gli racconto questa storia, dicono: se non ci sono indicatori particolari, se l'esperimento è fatto bene, se non ci sono segni sui muri, se non ci sono porte e finestre, non c'è soluzione possibile. E quindi la scelta sarà completamente casuale, 25% di probabilità associato a ciascun angolo. Poi di solito c'è uno un po' più vispo o uno un po' più vispo che dice no, però in realtà forse no. Una soluzione completa non è possibile, ma almeno una soluzione parziale è possibile. Perché? Perché questo è un rettangolo, non è un quadrato. In un quadrato davvero 25% di probabilità associata a ciascun angolo, ma in un rettangolo voi avete la possibilità non di trovare l'angolo giusto, ma di dire almeno ci sono 2 angoli che sono sicuramente giusti e 2 angoli che sono sicuramente sbagliati. Ci siete arrivati? Per farcela è sufficiente che consideriate 2 proprietà della geometria euclidea basilari. Le proprietà metriche, e cioè il fatto che c'è una superficie lunga e una superficie corta, e la proprietà che i geometri chiamano senso, la capacità di distinguere la destra dalla sinistra. Per esempio, quando l'oggetto è qui, in questo angolo, voi avete che questo angolo è caratterizzato a destra da una parete corta e a sinistra da una parete lunga, giusto? C'è soltanto un altro angolo nella stanza che ha le stesse caratteristiche, che è questo qua. Quando voi siete in faccia a quest'angolo qua, avete ancora a destra una parete corta e a sinistra una parete lunga. Questi 2 angoli sono geometricamente equivalenti, infatti se voi ruotate l'ambiente si sovrappongono. Non avete modo di distinguerli, però li potete distinguere da questo angolo qua e da questo angolo qua. Perché quando guardate questo angolo qua, fateci caso, avete a destra una parete lunga e a sinistra una parete corta. Quindi questi 2 angoli, D e B, sono distinguibili dagli angoli A e C. Sembra difficile quando viene raccontata, in realtà un sacco di creature, dai pesci ai pulcini, alle scimmie, ai bambini piccoli, sono capaci di risolvere questo semplice compito. Anziché farvi vedere animali, vi faccio vedere gli esperimenti che facciamo con i bimbi in un ambiente completamente simmetrico, piccolino, e vedrete il tipico errore rotazionale, come lo chiamiamo noi. In un angolo viene nascosto il giocattolo, il bambino lo vede, tutto è un gioco, e poi la sperimentatrice distrae la sua attenzione, lo benda, lo fa girare un pochino in modo che non capisca più dov'è. I 4 contenitori sono identici, non c'è modo di distinguerli, e poi quando è ben disorientato si toglie la benda e si pone il problema. Dov'è il giocattolo? Allora, noterete la prima scelta e poi la seconda scelta del bimbo. Prima scelta è sbagliata, ma è giusta geometricamente, e poi immediatamente va nell'altra. Questo è il tipico pattern che voi osservate in tutti gli animali che sono stati studiati, ed è un pattern che rivela una capacità di codifica elementare della geometria euclidea. E anche qui da dove viene questa capacità? Per esempio, nei pulcini appena nati, se voi li sottoponete a questo compito, un analogo, in assenza di esperienza precedente, questi escono dall'uovo, vedono un oggetto e vedono l'oggetto, la mamma, che va a sparire dietro uno dei pannelli in un angolo. Poi viene messo una specie di cestino, il pulcino viene ruotato prima da una parte o dall'altra in modo tale da disorientarlo spazialmente, si toglie il tutto e il compito dell'animale è andare a cercare la mamma. E in ogni prova la mamma va a nascondersi in un posto diverso. Il risultato è un po' complicato, ma lo vedete qui. Queste sono le percentuali di scelta per i 4 angoli e vedete che gli animali sistematicamente scelgono l'angolo giusto e il suo equivalente rotazionale, molto più degli altri 2 angoli. E lo fanno senza alcuna esperienza precedente, di ambienti, di geometria. Questa geometria sembra essere già scritta nel cervello. E in che modo è scritta?
Beh, noi sappiamo, grazie agli studi che sono stati fatti soprattutto con i roditori, i ratti, che sono gli animali di elezione per queste ricerche, che in una particolare porzione del cervello che si chiama ippocampo ci sono dei neuroni che rispondono alla posizione occupata dallo spazio nell'animale. E vi faccio sentire, giusto per vostro piacere, il rumore del pensiero. Non so se l'avete mai sentito, il rumore del pensiero. Questa è una registrazione nel mio laboratorio di un animale e mentre lui si muove nell'ambiente questo neurone sta sparando. Questo che sentite sono gli spike dei neuroni, di un singolo neurone. Recentemente, usando con una procedura tecnica davvero molto sofisticata, alcuni colleghi inglesi sono stati capaci di registrare nei ratti l'attività di queste cellule dell'ippocampo negli animali a 2 settimane, cioè quando i piccoli pups lasciano il nido per la prima volta e vanno ad esplorare l'ambiente. E quello che hanno trovato è che queste cellule nell'ippocampo sono già attive, sono già lì pronte per rispondere alle caratteristiche spaziali dell'ambiente. Non hanno bisogno di esperienza, anche queste sono, come dire, cellule kantiane, sono state messe lì per consentire la possibilità di fare esperienza e di apprendere le caratteristiche dell'ambiente. Allora, forse siete impressionati, forse no, perché direte, va bene, belle ste cose, ma troppo facili, troppo semplici. Questa non è intelligenza. Avete ragione, l'intelligenza forse richiede qualcosa di più complicato e sofisticato. Per esempio, una delle manifestazioni dell'intelligenza della nostra specie è l'uso degli strumenti, che non è unico degli esseri umani, ma certo nella nostra specie ha raggiunto vertici eccezionali. Però non siamo gli unici. Questo che vedete qua è un esemplare di corvo della Nuova Caledonia che in ambiente naturale è capace di costruire uncini. E questo animale è stato portato assieme ad altri in laboratorio e ha a che fare con un problemino. C'è una specie di cestino che contiene delle cose buonissime, ma gli sperimentatori perfidi gli hanno dato un pezzo di fil di ferro diritto. Betty, così si chiama il corvo, adesso si mette al lavoro e quel pezzo di ferro lo trasforma, vedrete, in un uncino in modo da poterlo utilizzare. Ecco fatto. Niente male, soprattutto se considerate per esempio che la costruzione spontanea di uncini non è mai stata documentata tra i primati, tra gli scimpanzé, e anche nella nostra specie sembra essere un portato molto recente. Gli archeologi, i paleoantropologi ci dicono probabilmente risale al Paleolitico superiore. Però, per quanto sorprendente, questo tipo di abilità ancora non ci convince come manifestazione di intelligenza. Perché? Perché queste sono abilità specializzate, cioè questi animali nel loro ambiente naturale sono capaci di fare queste cose perché li usano gli uncini per catturare piccole larve nei buchi, negli incavi, nei rami degli alberi. La nostra intelligenza ha caratteristiche peculiari apparentemente, cioè la caratteristica di essere elastica, cioè noi siamo capaci di inventare o di immaginare uso di strumenti o uso degli oggetti in modo completamente diverso rispetto a quello originale. È vero, però è anche vero che questo tipo di abilità sono difficili da documentare negli animali perché, rientrano nell'ambito, diciamo così, di osservazioni aneddotiche. Un esempio di questo è mostrato qui. Considerato un compito un po' diverso rispetto a quello che avete visto fatto da Betty, in cui c'è un oggetto da tirare su e dentro un contenitore trasparente, però non avete nessun tipo di strumento a vostra disposizione. Questo è il compito che è stato studiato negli oranghi. Vedete, c'è un tubo vuoto e in fondo c'è una nocciolina e non ci si arriva con le dita. Vedete che adesso il piccolo farà dei tentativi, ma inutili. Non hanno bacchettini, non hanno strumenti, eccetera, ma il grande ha l'ideona. È andato a riempirsi la bocca di acqua, l'abbeveratoio, non basta ancora, va a prenderne dell'altra, così. Questa osservazione è stata inizialmente del tutto casuale, condotta in un laboratorio di ricerca in Germania, a Lipsia, ma ha aperto la strada ad una condizione che è stata studiata sistematicamente, però in animali molto diversi,
e con la quale probabilmente avete familiarità se conoscete o se ricordate le favole di Esopo. In una di queste favole c'era appunto il problema per il corvo di tirar su qualche cosa da un contenitore lungo che era al di là della portata del suo becco. E questo è un esempio. È un po' diverso dal caso precedente, perché qui c'è un contenitore con dell'acqua e galleggia nell'acqua, appena visibile, una larvetta gustosissima, qui in cima, e il corvo vorrebbe molto riuscire ad averla, ma come vedrete con il becco non ci arriva. E allora lo sperimentatore adesso gli dà un aiutino, dei sassolini. Guardate, questi animali non sono stati addestrati a fare questa cosa, è un comportamento del tutto spontaneo. Utilizzano, come dire, il principio di Archimede in una maniera intuitiva. Quello che è interessante qui è chiedersi che cosa capiscono davvero di quello che stanno facendo. Un modo per verificarlo è di andare a vedere che tipo di sensibilità hanno a diverse variazioni di questo test sperimentale. Ve ne faccio vedere un esempio con i corvi della Nuova Caledonia. Nel primo esperimento, per esempio, vengono confrontate una condizione in cui c'è dell'acqua e una condizione in cui c'è della sabbia. Perché è chiaro che il giochetto funziona se voi avete a che fare con un liquido, ma se buttate dentro sassolini dove c'è della sabbia non funziona mica. Gli esperimenti hanno mostrato che gli animali sono capaci di discernere queste due condizioni. Non ci provano mai dove c'è della sabbia, ma lo fanno soltanto dove ci sono liquidi. Questa non è una sapienza innata, ovviamente richiede che gli animali abbiano fatto esperienza di certi tipi di substrato, questo è ovvio. Sei riuscito? Secondo esempio più interessante, ci sono degli oggetti, alcuni sono pesanti e vanno a fondo e altri sono leggeri. L'animale non ha modo di distinguerli, di riconoscerli sulla base dell'aspetto, ma li sente quando li tira su col becco. E vedrete che in un caso, quando tocca quello troppo leggero, vedete, lo scarta e non lo utilizza. Perché quello leggero galleggerebbe e quindi non è di nessuna utilità. Oppure in un altro caso gli oggetti sono solidi oppure hanno dei buchi e quindi dislocano una quantità diversa di liquido. Vedete, in breve tempo l'animale impara. Oppure il contenitore può essere più largo o più stretto rispetto alla grandezza degli oggetti e anche in questo caso l'animale è in grado di riconoscere come vanno le cose e di compiere la risposta giusta. E cioè di scegliere il tipo di oggetto da infilare. Oppure ancora scegliere quando la quantità di acqua è diversa, è più alta oppure più bassa. Conviene andare ad operare direttamente dove l'acqua è più alta perché si ottiene il premio più velocemente. C'è un ultimo caso che vi avrò mostrato adesso in cui i corvi hanno un po' di difficoltà, però per la verità ce l'hanno anche i bambini in situazioni simili, e cioè una condizione piuttosto innaturale di vaso comunicante. E cioè c'è un tubo a U in questo caso e vedrete subito come funziona. E cioè questo vasetto è connesso con quello lì e vedete, se voi infilate un sassolino alzate il livello del liquido dall'altra parte. Questo invece no, non è in alcun modo connesso. Questa è una cosa difficile da cogliere per i corvi, ce la fanno alla fine, ma hanno bisogno di un sacco di prove per capire questo strano meccanismo. Mi ero ripromesso di non annoiarvi con faccende di cervello, ma una cosa lasciatemela dire. Come mai
animali così diversi da noi, come per esempio gli uccelli, posseggono questo tipo di capacità? Ma probabilmente per quella che noi chiamiamo evoluzione convergente, e cioè gli uccelli e i mammiferi hanno dei cervelli che sono abbastanza simili all'apparenza esterna, ma l'architettura interna è piuttosto differente. E cioè mentre nel cervello dei mammiferi c'è la famosa corteccia, che vuol dire semplicemente che la parte più esterna, dorsale, è organizzata in lamine, nel cervello degli uccelli c'è un'architettura diversa, cioè le cellule sono organizzate ad aggregati, a nuclei, come una pizza piuttosto che come un sandwich. Ed è interessante fare il confronto, perché vuol dire che ci sono molti modi di costruire cervelli complicati, capaci di produrre attività cognitive sofisticate, e probabilmente ci sono dei vantaggi e degli svantaggi relativi nell'uno o nell'altra strategia costruttiva, ma ancora non li conosciamo. Tant'è vero che i corvi, per esempio, sanno fare in questo momento le cose più stupefacenti che neppure gli scimpanzé sanno fare, e hanno un cervello con un'architettura fondamentalmente diversa dalla nostra. Volevo menzionarvi per concludere un altro aspetto, e cioè naturalmente se voi mi chiedete che cosa fa la diversità tra noi e gli altri animali, uno dice il linguaggio, è del tutto ovvio, e i vantaggi che ha conferito il possesso del linguaggio alla nostra specie tutti li conosciamo. In genere però non riflettiamo su quelli che potrebbero essere gli svantaggi connessi alla dotazione di un pensiero simbolico. Per illustrarveli voglio farvi un esempio un po' speciale. Questo che vedete qua è uno scimpanzé che ha addestrato, e ci ha messo un sacco di tempo, un mio collega giapponese che si chiama Matsuzawa, e questo scimpanzé sa fare questa cosa abbastanza impressionante, e cioè sa pigiare su un touchscreen la serie dei numerali arabi da 1 a 9 in modo da ottenere un premio. Vedete che quando ha finito si gira perché riceve da una cannuccia un po' di succo di frutta. Lo fa con grande velocità e naturalmente, badate, questo non ha alcuna implicazione sulla comprensione del numero, potrebbero essere simboli di qualsiasi tipo, semplicemente ha imparato che quei simboli li vengono toccati secondo un certo ordine. Infatti qui non ci interessa il numero, ci interessa la memoria. Immaginate adesso una condizione simile a quella che vi ho descritto, ma leggermente diversa, in cui quando l'animale tocca il primo numero, tutti gli altri rimangono lì ma sono coperti da delle mascherine opache. E il compito dell'animale è ricordarsi dove era il 2, dove era il 3, dove era il 4. Quindi non fare il compito avendo sotto gli occhi gli stimoli, ma ricordando la posizione degli stimoli. E questo è il compito. Provate a farlo voi stessi. Compaiono i numeri e voi vi dovete ricordare dove erano, dall'1 al 9. Provate a farlo cercando di ricordarvi soltanto i primi 2 e 3, per esempio. È abbastanza impressionante come prestazione e per farvi vedere che non c'è trucco e non c'è imbroglio e che non vi dovete vergognare se non vi sentite all'altezza dello scimpanzé, vi faccio vedere la prestazione di un assistente in laboratorio, in una versione più facile del compito, in cui ci sono soltanto 5 numeri e i suoni dicono se ha fatto giusto oppure no. Provate anche voi. Sbagliato. No. Quindi non è un compito facile effettivamente, neanche quando i numeri sono pochi. Quello che veramente colpisce però della prestazione dell'animale è che in un certo senso non sembra una prestazione cognitiva, ma piuttosto percettiva. È come se l'animale vedesse i numeri anche quando non ci sono più. Perché dico questo? Adesso vi faccio vedere una cosa che non è proprio esperimento, è una specie di aneddoto. Cioè in una circostanza l'animale viene distratto. È la versione facile del compito, si sente un rumore e a un certo momento lui lascia il compito per un po', per vari secondi, poi torna a fare il compito e lo fa perfettamente, come se si ricordasse esattamente, ce l'avesse stampato sulla retina la posizione dei numerali. Ecco, qui impegnato nella versione facilissima, con grande nonchalance, vedete. Però a questo punto qualcosa lo distrae. Passa un bel po' di tempo. Poi la sua attenzione torna lì
se li ricorda come se fossero visibili. Perché dico come se fossero visibili? Perché se siete mamme, papà o nonni, avete in mente probabilmente una circostanza simile o quasi uguale, e cioè il fatto di provare a giocare a Memory con i vostri figlioli. Conoscete Memory, no? È un po' l'analogo di questo test. Sono delle carte e le dovete girare, e all'inizio ne girate una e dovete trovare la coppia. All'inizio rispondete a caso, però dopo un po' vi ricordate che l'orsetto deve essere da quelle parti là, sulla destra. E i bambini di solito sono molto bravi in questi compiti di memoria visospaziale, e questo è un dato ben documentato. Documentato è anche che alcuni bambini posseggono quella che viene chiamata memoria eidetica, che invece è una cosa un po' speciale che tende a sparire via via con l'età. E cioè, posti di fronte a una scena visiva, che poi occludete, coprite, sono capaci di ricordarsela letteralmente, così come l'hanno vista, e vi sanno dire qual era la posizione di quella particolare tazzina rossa dopo 3-4 minuti dalla sparizione della scena. È come se la scena fosse letteralmente rimasta impressa sulle loro retine. E poi c'è un terzo tipo di dato sorprendente che viene dalla patologia, non dalla fisiologia, che è questo, e che forse conoscete. Ci sono degli individui che vengono chiamati savant, autistici savant, che sono una piccola porzione di questi individui che hanno una malattia che si chiama autismo, e che sono capaci di prestazioni eccezionali in domini speciali e limitati. Per esempio, il disegno che vedete qua è il disegno di una bambina, Nadia, che a 3 anni d'età faceva disegni di questo tipo qua. Per avere un'idea e un confronto, questi sono disegni tipici di un cavallo prodotti da bambini di 3 anni. Vedete, è una cosa sconvolgente, sembra di vedere uno schizzo di Leonardo, e questa bambina faceva queste cose a quell'età là senza alcun tipo di addestramento specifico. Non era stata addestrata, i suoi genitori non erano pittori, eccetera, non aveva fatto scuola, niente. Spontaneamente faceva cose di questo tipo qua. Perché vi racconto questa storia? Perché c'è il sospetto, veramente questo è solo un sospetto, è basato un po' su questi pezzi di puzzle, aneddotici se volete, che tutte queste cose qua si spieghino con un'ipotesi molto semplice, e cioè l'ipotesi che l'allocazione di risorse nel cervello sia quello che i matematici chiamano un gioco a somma zero. Cioè, vuol dire, voi avete una certa torta e ce l'avete lì tutta intera per fare certe cose. Allora, se decidete di pigliare una fetta, una porzione di quella torta per fare certe cose molto importanti e che sono state fondamentali nella storia della nostra specie, come per esempio il linguaggio simbolico, ne avete dei vantaggi, ma ovviamente sottraete delle risorse per delle altre cose. Delle altre cose non le potete più fare, o le fate meno, o le fate in maniera diversa. Quindi, per esempio, può darsi che lo sviluppo delle capacità linguistiche di linguaggio simbolico siano andate a scapito del possesso manifesto di certe abilità che noi possiamo ancora trovare in certe categorie di creature. Quali? Per esempio gli animali, perché il linguaggio non ce l'hanno, le scimmie che vi ho fatto vedere prima. Per esempio i bambini piccoli, perché il linguaggio ce l'hanno ma in fieri, non l'hanno ancora sviluppato. Oppure, infine, in certe malattie, in certe condizioni patologiche in cui, come per esempio l'autismo, il linguaggio non viene sviluppato o si sviluppa con ritardo. Quello che è impressionante nella storia di Nadia non è semplicemente il fatto che producesse questi disegni a 3 anni, quello che è interessante è vedere il suo tragitto con il procedere dell'intervento terapeutico, che in questo caso è più che altro un aiuto a sviluppare la comunicazione. Pian piano, con il tempo, Nadia è migliorata ed all'inizio era totalmente incapace di linguaggio e a 9 anni d'età aveva acquisito capacità linguistiche sufficientemente sofisticate. E a questo punto le sue capacità di disegno erano tornate ad essere quella di una normale bambina di quell'età. Non avevano più niente di speciale, come se le due cose fossero in un certo senso legate o collegate. Vi ho parlato del linguaggio perché naturalmente questa è la dotazione specie specifica, la cosa che noi abbiamo e gli altri animali non hanno. Nello specifico non il linguaggio,
nel senso di capacità comunicativa, perché questo è diffuso in molte altre specie, ma la grammatica, la sintassi, i tentativi che sono stati fatti fin qua di insegnare una sintassi, una grammatica alle altre specie sono andati incontro a fallimenti o hanno prodotto delle grammatiche molto semplici come quella che vedete qua. Questo è Noam Chomsky, il cui nome è uno scherzo sul nome del famoso linguista Noam Chomsky, che dopo molti anni di addestramento era in grado di produrre frasi come queste, molto molto semplici. Però io credo dovremmo essere, come si dice, fair per quello che riguarda i rapporti con le altre specie e dire che effettivamente anche noi certe volte non è che siamo così bravi con il linguaggio, dipende molto da quale categoria stiamo considerando. Per esempio, certe volte parlano come Noam Chomsky anche gli esseri umani o certe categorie di esseri umani, per esempio le cantanti pop, no? Britney Spears, questo è un esempio della sua produzione linguistica. L'esempio legato alla musica l'ho fatto con intenzione, perché vi volevo proporre un ultimo esempio di circostanza nella quale il confronto tra specie diverse può essere sorprendente e non seguire la tradizione di cui parlava prima il professor Vianello, e cioè l'idea che l'evoluzione delle capacità intellettuali sia una specie di scala a crescere, a salire con in fondo le schifezze e poi via via che ci avviciniamo all'uomo, i primati, gli scimpanzé, eccetera, poi sopra ci stanno soltanto, pare, gli angeli e il buon Dio. E l'esempio che vi volevo menzionare è una capacità non tanto cognitiva ma sorprendente che tutti conoscete, i ragazzi conoscono in modo particolare se sono appassionati di musica, ed è quello che viene chiamato nel linguaggio tecnico dagli scienziati cognitivi entrainment, cioè il fatto che quando sentiamo della musica siamo praticamente incapaci di resistere al muovere il nostro corpo a tempo, a ritmo con la musica. È una cosa che facciamo in maniera del tutto spontanea e sembra essere una dotazione biologica predisposta, specifica della nostra specie, perché la si osserva anche nei bambini piccoli piccoli. Qua ne vedete un esempio. La mamma tiene una cuffia, quindi lei non sa quando il bimbo sta ascoltando la musica, e vedete che spontaneamente il bimbo si muove a ritmo con la musica. Questa capacità di muoversi a ritmo con la musica non la si osserva in tutte le specie animali. Per esempio i nostri parenti più prossimi, gli scimpanzé, i primati, le scimmie, eccetera, che pure usano in certe circostanze certe caratteristiche come il ritmo, non sembrano manifestare questo aspetto e questa capacità, mentre invece altre specie che sono molto lontane da noi la manifestano. Perché? Perché come noi, anche se sono fileticamente molto lontani da noi, hanno capacità di imitazione vocale e quindi di apprendimento motorio legato all'imitazione vocale. Un esempio sono i pappagalli. I pappagalli, lo sappiamo tutti, non sono capaci di imparare il linguaggio, non hanno nulla di simile al linguaggio umano, però hanno una capacità di imitazione vocale sorprendente. Qualche esempio. Il pappagallo sta imitando un neonato, particolarmente fastidioso e irritante. Anche la postura in realtà, no? Questo è un cane. Questo è il mio pezzo preferito per chi ama Mozart. Si vede un pezzo bello. Ho sentito delle cantanti peggiori, devo dire, umane, e ve l'ho fatto vedere perché queste capacità di imitazione vocale sembrano essere connesse col fatto, per esempio, che i pappagalli, ma non gli scimpanzé, fanno quello che facciamo noi quando ascoltiamo della musica. Questo è un esperimento famoso pubblicato su Current Biology,
in cui un pezzo famoso di musica pop viene fatto ascoltare a vari pappagalli. Questo è Snowball, un cacatua diventato celebre sulla rete, su YouTube, e noterete che a un certo momento la velocità, il ritmo viene cambiato e l'animale fa questo entrainment e mantiene il ritmo in una maniera assolutamente spettacolare. Adesso cambia. Attenzione perché adesso c'è un passo bellissimo qua, ecco, guardate, questo è fantastico.